Te hai visto che Scatolin, il mago, ha fatto il libro di Giorni della Merla. Allora, quando io ho fatto il libro di Giorni della Merla, tutti ne sapevano della Merla, tutti, e nessuno non aveva mai scritto niente. Quindi bisogna sapere e anche scrivere. E anche dipingere per comunicare emozioni e conoscenza. Sono i tratti distintivi di una vita straordinaria, quella del mago della Bassa al secolo Livio Scatolin da Casier. Pittore e scultore lo incontriamo nella stupenda cornice di Villa Margherita, dove sta esponendo i suoi ultimi lavori. Acquarelli finissimi che danno il senso dell'orizzonte catturato dai suoi occhi e rielaborato con una tecnica antichissima. Questa qui è l'unica mostra che è stata fatta in Italia fino adesso della pittura certosina. Certosina, quella che facevano una volta i frati manurensi. Miniature che ad ogni sguardo regalano un particolare nuovo, prima sfuggevole anche all'occhio attento. Una tecnica difficilissima ma estremamente preziosa per affascinare lo spettatore. Poi ci sono le allegorie che richiamano gli spiriti della terra, come questi elfi del vino, cantori del nettare di Bacco, nella scodella che richiama l'antica osteria alla colonna, all'ombra della signorile torre trevigiana. Pennellate ma anche colpi di scalpello che tramutano un tronco in arte. Ecco dunque la civetta, simbolo della saggezza ma anche della sapienza ancestrale, la stessa tramandata a Livio dalla madre. La mia mamma faceva botanica e il mio papà anche. E io, di tutta la discendenza delle donne, sono io l'unico maschio che mi sono adattato a fare questa cosa qua. Sapienza delle erbe che l'ha portato in cattedra anche all'Università di Padova, anche se la vera conoscenza, sottolinea il mago, si misura sul campo, perché mai come nell'utilizzo delle erbe vale molto di più il dialogo al foglio di stampa. È come l'enciclopedia parlata e quella scritta. Se non c'è viva quella parlata, quella scritta non viene mai fuori.